chiaramente è sconvolto, è comprensibile. Le posso solo dire che ha risposto alle domande del giudice, che ci sarà a breve un ulteriore interrogatorio richiesto dalla difesa che articolerà meglio i contorni di questa vicenda. Null'altro le posso dire. Non sono nemmeno le 13 quando l'avvocato Elisa Berton lascia il Tribunale dei minori di Venezia, dove era entrata poco dopo le 9 per presenziare all'udienza di convalida del fermo del suo assistito, il 17enne italiano accusato dell'omicidio del 39enne albanese Bledar Dedia, trovato morto all'alba del 21 gennaio in un bosco vicino a Paderno del Grappa. Il teenager ha quindi collaborato e tornerà a farlo nel corso di un altro interrogatorio. Al momento avrebbe fatto parziali ammissioni dopo la prima confessione rilasciata ai carabinieri quando la scorsa settimana si sono presentati alla porta della sua abitazione. L'ho ucciso io, avrebbe detto in quel caso prima che lo prelevassero per portarlo al carcere minorile di Santabona, misura cautelare che è stata convalidata dal GIP. La stessa legale invita però alla cautela, rappresentando un quadro più complesso e forse inquietante. Le ha detto qualcosa in particolare? Ho già risposto a tutto quello, anzi ho già reso le dichiarazioni che ritenevo di poter rendere trattandosi di un soggetto minorenne, di una vicenda che ha contorni molto più articolati di quello che emerge in apparenza. E qui si aprono due capitoli, quello del movente e quello del contesto nel quale sarebbe maturato il delitto, un quadro di prostituzione minorile emerso anche dal secondo cellulare in uso alla vittima, dove sarebbero state recuperate le chat che Bledar condivideva con altri giovani, anche minori, e soggetti di età più adulta. Intanto si aggiungono altri particolari su quel maledetto pomeriggio del 20 gennaio, quando il 17enne sarebbe stato ripreso dal sistema di telecamere di Pieve del Grappa mentre saliva nell'auto di Bledar e poco più tardi da solo nell'atto di fare autostop con un uomo della zona che lo avrebbe accompagnato a prendere il pullman. Anche l'auto di quest'ultimo sarebbe stata posta sotto sequestro in una prima fase. Non solo, il teenager quella sera si sarebbe poi presentato al pronto soccorso per farsi medicare una ferita alla mano, probabilmente dovuta al contatto con la lama del coltello da cucina usato per colpire Bledar, martoriato con una decina di fendenti. Tracce di sangue, DNA, telecamere, chat private, il mosaico alle pendici del Grappa si sta componendo in tutta la sua inquietante complessità.